La Pedemontana è pronta a dar battaglia per riportare a casa la pala di Sant'Anna. Alla schiera di chi collaborerà per chiedere, con una sola voce, il ritorno del capolavoro di Jacopo da Ponte, si aggiunge ora l'amministrazione di Romano De Zelino, pronta a recepire la mozione proposta dal comune di Bassano per fare massa critica. Come anticipavo qualche settimana fa, dal mio punto di vista la cultura va gestita territorialmente, perché un turista e un abitante cittadino di questi territori si basa su quello che trova non solo nel proprio comune ma nel circondario, di cui Bassano è il comune capofila in ogni caso. E di conseguenza anche il comune di Romano cercherà di fare la propria parte portando quello che sarà l'incipit che abbiamo ricevuto da Bassano per gestire e mantenere l'importanza delle nostre opere su questo territorio. Il movimento trasversale che si sta battendo per riportare a casa la pala può rappresentare, dopo anni di campanilismi in cui non sempre le amministrazioni hanno lavorato assieme, un modo nuovo di intendere il territorio. Esattamente quel che noi di Rete Veneta proponiamo da tempo. Sicuramente da Romano De Zelino ci sarà sempre una mano tesa nei confronti di tutti, in particolare di coloro che lavorano bene per il territorio e che hanno a cuore la Pedemontana, il Bassanese e tutti i cittadini soprattutto che abitano in questi territori.